Non posso, Gianmarco. Siamo online. Sei pronto per lo squid e anche per il game? Sì. C'è una situazione un po' pragmata. Allora dura 1 ora e 6 la puntata, così. Penso che Siamo, metti i titoli di coda e No, dico, quant'altro penso che su... fa pausa, però. Aspetta. Dura un'ora, così. Dura un'ora, ok. Un Penso pochettino che... prima Sì. ci regoliamo. Ok, minchia, dura un bel po'. Ah, cazzo, è vero. Sì, ma è molto. È molto. Mi sono cagato È sotto. molto. No, un È dettaglio. molto morto. Sono usciti 3 personaggi grossi. Solo nella seconda puntata. C'è stata la rivolta. Ha tentato la giocata, Sì. bro. No, non ti puoi... Ok, Oh, altri tu scappucciati. chi cazzo sei? Lui per dire mamma mia dovrebbe essere italiano in qualche modo. Ma non è... Questi sono i VIP, Giamma. Ragazzi, questi sono i VIP. Questi sono i cazzo di VIP che si sono messi a Questi sono i giocare pure VIP, loro a sì. fare le guardie. Oh, Vabbè. Lui ha vinto, Ha fatto la kill. sì, giustamente sei multimiliardario, non te ne vai in un labirinto a sparare alle persone a Intanto portare scemo fuori i stiamo cadaveri. morendo. E ti conviene a farsi scemità? Non lo so. Però perché farceli vedere? Non è colpa tua. Non è Non è colpa tua. colpa di qualcun altro. Aia. Cosa sono rimasti? 20? 10? Ah, 5. beh, giustamente sono le ultime puntate. Ho litigate per l'ultima pasticca tutti e due. No, tu non se la prendi la pasticca. Era l'altro ragazzo là che si pigliava la pasticcozza. Ah, è vero, lui l'ha persa! Perché l'ha trovata quello, sì. È la crisi d'astinenza, è la crisi. Arriverà. Oh, tu hai ucciso l'amica davanti agli occhi, bro. Scusi, Ricordate. ho perso una collanina con la droga Trint. Me l'andate a prendere? No, mi Oh, bro. capito. Non ci entra. Poldato è lì, sta lì, non devi andare di là, ce l'ha lui. Bro, tu ti fai sparare. Questo mo muore. Questo mo muore. C'è un infante? Salve. Ma boh, come cazzo Abbiamo fa? trovato un bambino in giro. Io non ho parole. Tu ormai sei bannato, bro. Tu non ti devi far per più No, tu non vedere. esisti più. Non esisti più. Hai colpito alle C'avevo spalle, una, morì. c'avevo una possibilità di tornare con lei, se le bruciate mo tutte Male completamente. proprio te la sei bruciata, sì. Magari si farà perdonare e si sacrificherà per lei. È l'unica cosa che può fare. E lui è tornato nel suo angolo. Ha manettato di nuovo. Ma gli hanno dato di meno per la terza parte, quindi le prime puntate è messa a Sì. parcheggio e poi... E mo da qui come si completa il tutto per il meglio? Ma Perché questi già la sono... situazione è critica. Sì, molto. Ma questi sono la tipa e quello che ha salvato. Ma però da dove lo fai uscire a questo che non ce la fa? Eh. Ne fanno sforzo, bro. Mi ha tornato figlio.
No, o fai ste scale nonostante il dolore o non ti salvi. Sono bambino in computer grafica però. Io non capisco perché. Oh merda, te? La vecchia non ne ha. O se ce l'hai arrivano alle ginocchia, praticamente. Ma non penso abbia latte poi neanche. È Quindi. latte di vecchia. Ah, vedete di spalle, stanno sacchi spazi. Posso fare pure io? No, a me non mi ha mai dato fastidio, mi è capitato pure in giro È personalmente. una Non cosa c'è un problema. normale, per carità. No, ne ho conosciuto alcuni proprio che gli dava fastidio. No, è una cosa abbastanza privata, diciamo, intima, tra virgolette, però a me non dà fastidio, non fa. Certo, però che l'occhio mi andrà a cadere inevitabilmente se c'è Sulla le tette tetta, enormi. vabbè, Eh, inutile negarlo. mi dispiace, ma è vero. Grazie. No, dovrebbero essere un po' di soldi. Ecco qua. E tu come Qualunque fai? paura o preoccupazione è stata tolta dalla vista dei soldi che aumentano. 35 morti. Avevo contato quasi 25, bene. Sì. No. Pigliate, allora, in maniera intelligente dovrebbe essere, pigliamo questi soldi e andiamoci. Sono tanti. Eccoli qua. Ah no, questi proprio sono, mo vediamo se sono gli stessi oppure no. No, sì, è il pelato così. Questo è il pelato che stava là. Pure quell'altro, sì. La ragazza, sì, sono loro. Sì. Un po' che Ah. Che problemi, madonna mia. Quanti problemi. Il Nammo. Il Nammo. Potentissimo uomo. Ha messo nel culo a tutti. Tu no, tu che sei Black Box, no, Black Square. Eccola. È vero, perché Black Square gli faceva le magagnate alle spalle al fronte. Tutti morti, c'è un problema. Sì. Mo. Come fai a uscire da qua? Il Protolodrones. Cerca. Qui avete sempre la serpe in sé. Rispondi. C'è qualche informazione? Eccolo qua. Però è sospetto comunque, Broschi. Cioè, te lo sta proprio dicendo. Che cazzo, ascolta. Bro, tutti e due, di tutte e due le navi, nessuno è sapa. Buonasera, sir. Sì, Stiamo vedendo perché? Squid Game. Perché? Te l'ha proprio detto. Io lo stimavo a lui perché era pure sopravvissuto, però sei veramente un deficiente se mo non ascolti. Cioè, tu stai dicendo di tutto in maniera il capitano Puzza e non di pesce.
Gli ha messo il sospetto, gliel'ha messo. La stagione mi ha seccato beh, serio, non ti piace, non è che si può fare qualcosa, purtroppo. Ma a noi piacciono questo genere di cose. La seconda ci è piaciuta, è andata bene, quindi visto che sono 6 Visto pure la terza. puntate, a posto così. Tanto questa mo è proprio la fine. Poi uscirà la versione Mo siamo nel americana mezzo. e vedremo. Che hai detto Mo tu? siamo nel mezzo proprio. Ah, ma siamo proprio a metà esattamente. Puntata 3, puntata 4 oggi. Ma quello è il problema, l'avidità. Oh, Poi ciao quello, quello! buona sedia. Vabbè, mo restano perché per forza. Caspita, che ha detto? Non ho visto. Non ho detto. Vabbè, devono procedere alla votazione comunque. Quindi cambia poco. Ma continuate. Il colpo di scena sarebbe se mo ve ne andate. Se ne vanno, altro salto temporale 3 mesi dopo. Qua. Sì, quello puntata numero 3, metà stagione. No, ce le dobbiamo vedere che già internet è pieno di spoiler. Vorremmo evitare. Ci dispiacerebbe, ecco. 0,96, ovviamente. Pezzi in me, lui Guarda, giustamente. quando morirà sto vecchio di merda, quanto cazzo godo. Pensa a me che ne interessa proprio, non appaiono spoiler. Beata te. Beata te, che tu giustamente non cercando e non andando a vedere in giro l'algoritmo non ti fa uscire niente. Ha votato per uscire. No, lui non ce la fa più e sta in crisi. Perché sa da fupasti coz. Sta in crisi lui. Adesso Sei in compagnia di codessi primati glabri. Il dubbio buona sega, va bene. Ma quello è abbastanza gentile stasera, Sì, sì, sì. Bravo. Tanto se ne va, torno fra poco, torno a mezzanotte e mezza. Vabbè, va bene, Sì, fallo muovere comodamente. Tu che voti? Ah, traditore della Patrial. 4-2 però è ancora recuperabile. Serio, come sta andando, mo, visto il periodo che comunque, dai, l'estate sta arrivando, ci facciamo caldo permettendo, oggi stavo quasi per morire. No, Sir non è amico delle guardie, vai tranquillo. Gianmarco è amico delle guardie. Sì. Io proprio sì. Ok. Scusi, lei? No. No. Bastardo. Sì, ho visto te ci potevo pure pensare per partecipare a un gioco random, senza info, senza niente. Ma mo il prossimo gioco, il bambino dove lo lascia quella? Penso ci sarà una nursery qua. Ah, nursery! Lo danno ai VIP, ci giocano un po'. Non lo so. Non lo so immaginare. Non se ne fottono proprio. No. No, sì, io non se ne fottono un cazzo, ti puoi pure inginocchiare. Sì, abbiamo preso una foto per mettere un po' di sfondo. Noi ieri iniziamo subito, mi dimenticai di metterla. Avere tutto il tempo lo schermo così nero, no. Un minimo di decenza, per quanto possibile. Poi facciamo altri errori in altri modi, non vi preoccupate. Noi abbiamo un finanziere, quindi non so se si possa dire che non sono amico delle guardie. Vabbè. Ma tu sei sempre nei finanzieri nell'albergo? Sì. Sì. Tende che questi ti sparano. Fino a febbraio sta, porca troia. Minchia.
se Un ne soggiorno portano. lungo. Se ne andranno un bel po' di soldi, vabbè, tanto il finanziere l'avrà pagato lo Stato, ovvero noi. Ah, deve stare, ok, sta là per lavoro e si è messo in albergo, Ah, non è ok. una brutta idea, se c'hai modo e disponibilità, sì, è comodo oggettivamente. Ok, soldati. Tu, io o tu Gianmarco? O tu, Sir, O tu Sir? cioè lui, Sir, perché l'ha detto quello, O quindi lui, egli? sì. Vabbè, avete capito. Ho visto una cosa simile Vabbè. oggi aprendo Instagram. Studenti a scuola, equazioni sul foglio, passa sto scanner che legge, c'ha l'intelligenza artificiale incorporata, con uno schermo davanti e ti dà i risultati. Ti risponde pure alle domande, alle La scuola equazioni, ormai è alle diventato cose. un È meme. finita, è finita. Per il primo anno sta qui in hotel perché dovrebbe stare in caserma, ma non... Ah, ok, non avendo il dormitorio ancora, giustamente No, gli pagano boh. l'albergo. Buon per lui. Buon per lui proprio. E poi lascia fare un finanziere in albergo, serve, state tranquilli, state sereni, tutto a posto. Infatti, Sero, qualunque cagamento di cazzo, vai là e dici, scusi, Chiedo venia. come dobbiamo muoverci? È il lavoro comunque. Comunque un poliziotto, cioè una forza dell'ordine. No, mi astengo, non voglio sapere niente. Tanto non cambia un cazzo, è 16 a 8. Vabbè che lui è semi-VIP, il suo voto vale di più. 24, sì, ok, perfetto. Cambiamo un cazzo. Magari quello con la percezione maggiore sono io. Vabbè, magari può essere pure che lui fa finta di non vedere alcune cose solo per non cagare il cazzo, eh. O non gliene fotte niente, perché pure può No, essere. vabbè. Si sa come funziona, purtroppo. Ok, ragazzi, avete scelto. Avete scelto. Signore, ci avete provato. Vado a questi fai venire un attacco di testa se sto bambino piange, eh. Ah, aspetta, mi sono dimenticato di... Io lo Il collego, subito poi lavorativo del pezzo. Esatto. io metto il link per il teleparty. Se volete vedere Se ha il punto qualcuno dove interessa, almeno sta qua. capite in base a cosa stiamo parlando, ci avete pure voi la possibilità di averlo davanti. Fa strano, Rob, puntate e Sì. puntate senti in coreano, lì proprio su questi che parlano inglese. Sì, è Netflix. Sì. Siete delle persone modello, siete. Siete il fior fiore di questa società. Infatti si fanno gli Squid Game, vedete un po' che coincidenza. Solamente eliminato un corpo l'hai fatto diventare come un sospetto. Brava. Brava. Che tu non risulti in quella stanza. Ah, stai vedendo The Witcher? Ci sta. Io ho visto la prima puntata, poi visto com'è andata, me la sono messa là tra i forse li vedrò. No, Prima o finché poi. c'era Henry Cavill, l'avessero solo ascoltato a quel povero Dio, sarebbe andata meglio. Ma no, non si può. Sapeva che l'avrebbe contattato, che si sono parlati pure in privato. Però mo lei è in stanza, quindi i sospetti su di lei dovrebbero essere un attimo caduti.
Il cadavere che abbiamo visto ieri? Vediamo. Buona doccia quello, ci vediamo dopo. A dopo quello, sucate con moderazione, No, mi no, spiegazione raccomando. perché no, no, ma se non mi riferisco al perché è cambiato, semplicemente proprio il fatto che Henry Cavill è un esperto della lore di The Witcher, ogni volta che ha provato a dare un consiglio per fare qualcosa di fedele al materiale originale, gli hanno detto no. Quindi a questo punto dovete andare a È una cacare serie fantasy ispirata a a The Witcher. opere, tra virgolette, e videogiochi. C'hai un attore famoso, bello, simpatico, che fa le cose con il cuore e l'ha dimostrato, ti dà dei consigli su come fare andare meglio il suo personaggio ed è il protagonista, è Geralt, quindi c'hai un Geralt che assomiglia a Geralt, che recita bene, che ci tiene al È bravo progetto Henry e ti Cavill. dava consigli conoscendo benissimamente quello di cui parlava il suo personaggio e non l'hanno voluto ascoltare. E si è visto la serie che fine ha fatto. Poi non è che fa proprio schifo perché come serie fantasy è anche bellina, però se conosci The Witcher ci resti un po' male da molta gente che ho sentito che ne sa parecchio della cosa. Quindi è un po' un peccato. Il problema è quello, c'avevate lui che era proprio interessato al 101% e va dato consigli in un certo modo, no. E infatti mo Amazon l'ha messo a fare la serie su Warhammer, di cui Henry Cavill è un grande giocatore, e hanno detto vai, falla tu. E io sono sicuro che sarà fatta bene. Pensa che riesco a ricordarmi il nome di una delle ragazze spagnole solo grazie al fatto che al momento sto dovendo Twitch. È Vabbè, un già bel questa è una cosa collegamento. buona, già questa è una cosa buona. Chi è? Ok, tu sei questo. Mi pare forse di avessero già fatto vedere. No, lo vedemmo l'altra volta che parlò proprio con la ragazza. Eh, Ecco qua. si chiama Geralt. Ok. Credo si dica Wow. Geralt, no. Mm. Tu non puoi bere come il capo, non ti prendere queste A confidenze. posto. E mo ti Volevi? brodolo. È qua. Ha lasciato Ha lui lasciato il tipo nella ferito sua nella stanza, stanza, tanto non si esatto. è tolto. Lei è andata all'attacco. Adesso ti perforo male. Eh già, adesso ti riempio di piombo. Facciamo il bordello con i VIP? Facciamo cadere tutto? Che vogliamo fare? Tanto a te oggettivamente che cazzo cambia? 10 minuti e vado a fare pure quella cosa là e Vai, ci troviamo pure con i tempi. ti prego, una gioia, fategli trovare qualcosa di utile a questo. Una volta, una, vi prego. Metti però, no, teniamo da parte. Ah, ok, era immaginazione sua, era il frontman quello, ok. Si è immaginato una scena, ok. Qua è dove ha avuto lo scontro col E fratello. penso sia questo a questo punto, forse è l'isola giusta? Però il capitano non ha fatto Però noi niente. non sappiamo se gli Squid Game li fanno ancora su quell'isola Questo è oppure anche no. vero, bravo. Questo è anche vero. Tanto che i soldi che c'hanno ne Il fanno punto varie. sembra questo in effetti, eh. Sì. È questo? È questo, è questo. Ok, una piccola gioia, mettiamola così. Sembra questo, sì, il punto sembra proprio questo. Però è vero, potrebbe essere un precipizio qualunque, cioè, un precipizio. Ok, è sicuro, ok.
Mm. Tutti a letto. No. No. Lei. Ah, ok, la signora, la signora. Ma lui non dorme più. Ah. Era un buonaccione e se ne approfittavano. Però che cazzo. Se ne approfittavano tutti. Ma tutto. Sotto. Ah, giusto. Ah, boh, però signor, forse un po' esagerato. Ma... no. No. No, signor, però così no. Mamma mia, signora, che brutte parole, però. Mamma mia, bella. Guarda la verdura, tipo. Carrettino, sì. Diciamo che tu comunque hai barato perché c'è l'arma nascosta. Un po' sì. Mettiamola anche così. Un po' sì. Mettiamola così. Poi con le telecamere hanno visto tutto, quindi non l'hanno punita perché evidentemente andava bene per loro. Contenti loro, contenti tutti. Sì. La signora mi sa che non ce la farà. Devi un attimo riprendere. Eh sì, è vero, infatti. Lui voleva fare una cosa buona per tutti. Oh, se sta creatura riesce a cadere, come ci spiega che sei nata dentro un'isola segreta dove facevano giochi mortali? Siamo riusciti dall'isola maledetta della morte. Penso che si porranno il problema dall'alto. Scusi, il bambino, il pupo, che facciamo?
Adesso apre gli occhi. No, però ha sentito. Vabbè. Allora, a lieto fine escono entrambe e lei diventa la nuova figlia, mettiamola così. Si arrivano alla fine. A meno che non muore la ragazza, scena epica, Sì. anziana, occupati del bambino in digitale. Poi esce fuori la nonna dopo 3 giorni, muore. Ma ti prego, bro, non morire pure tu, ti supplico. No, spara le caramelle. Ah, la pistola del reclutatore, sì. Mi manca il reclutatore, era simpatico. Bro, Sì, ma tu stai andando a investigare in zone dove non... è proprio una zona cupa, zio. Quello collaborando con l'organizzazione e tutto. Ok, però è la casa è giusta. Essere Scavarla. pure una casa d'apparenza dove gli fanno arrivare le cose, ma lui in realtà non ci mette mai piede. Bro, è molto basso questo muretto. Super salto. Cioè... Ah, ma avrei un po' di rincorso per farlo al meglio, dai. Pippo Baudo! No, ehi. Spara in mezzo agli occhi al cane. No, non sparare al doggo. Spara in mezzo agli occhi Ma al il doggo è reale o è in computer grafico? No, è doggo reale, vero, ok. sì. Ok, se hanno fatto pure il doggo in computer grafico, aspetta, no. O non l'ha sentito nessuno? No, ma poi ha fatto un portuso e sta a vedere pure. Tra la corsa, il cane, la macchina che è arrivata, sfonda il vetro, il cane che continua a baiare, oh, i vicini, nessuno ha sentito niente. Va bene? Va bene. Vabbè, poi forse sono casini isolate. Sì, no, Va vabbè, bene. figurati. Mm. Però apri piano le cose. Ha trovato il cadavere. Ha trovato il vero nome di... Attenzione. Ah, posso dire però Vabbè, non male. loro sono le guardie, stanno lavorando, quindi vengono trattati un attimino meglio. Niente male. Sotto il pane c'è la chiave. Pane e chiave. Chiavi e riso. Ha capito. Ha capito. Quello che hai detto, gli fai togliere la maschera e vedi che non è lui. Effettivamente ci vorrebbe poco. Vabbè. Ti è rimasto un po' di marmellata in faccia, zio. Oh. Ok. Perché? Dobbiamo raccogliere il bambino. Mettete il bambino qua dentro. Ti immagini? Ci hanno portato A un meno che... No, cadavere Lozzi, qui forse è morto qualcuno. durante la notte. Lozzi, è morta la vecchia. Morta la vecchia durante la Lozzi, notte. è morta la vecchia. Come ultimo gesto. Te la collo. E io te la sto trastando tutto, Giamma. Si è impiccata. Si è impiccata la vecchia, porca la Si è miseria. impiccata la vecchia. C'aveva il rimorso che Lo ha ucciso posso il figlio. capire, lo posso capire. Lo posso capire. Più che altro però durante la notte c'erano le guardie dentro, nessuno hai... Vabbè, loro penso ne Tutti fossero si erano pazzo. lei ha aspettato che tutti si addormentassero e mo loro giustamente mica la vengono a pigliare durante la notte. No, dicevo che loro mentre dormono di solito c'erano le guardie, ti ricordi che lo fecero vedere che c'erano 4 guardie che li Sì, no, guardavano è quello stavo dormire? dicendo, se ne sono fottuti. Ma ogni tanto per loro aumenta il montepremi, quindi hanno i cazzo di fotti. Ah, boh, è comprensibile comunque. Piuttosto Cazzarola. che morire alle loro regole, muoio alle mie regole. Però almeno ha fatto il messaggio di cuore a lui a dire, oh, aiuta queste persone, Perché basta. io non ci sarò più. Bambino può entrare al posto della vecchia?
Sto fatto che ti fa vedere quando muore che aumentano i soldi, proprio il parallelismo per dirti quanto vale una Per vita questi umana qua per niente, loro. per questi qua Sì, niente. questo è il valore di sta persona. Cazzo, 3 puntate, 4 morti. Tutti i protagonisti di sta stagione ad oggi sono rimasti solamente la ragazza e il fidanzato e il killer, tra virgolette, l'amico di Thanos. Cose che non ti Questi poi non trovi. Qual avete è il dettaglio che ha smaltito. dimenticato? Lui è lo Sherlock della situazione, lui mo capisce tutto. Che questo è il chirurgo. E gli ha messo la giacca di quello. No, questo è il numero 16. È il numero 16. Non No? avevano esaminato il chip No, del sì. morto, hanno dato per Sì. scontato. Che c'aveva il volto truccato rosso. Andiamo al posto di 16, chi c'è? Già capito tutte cose. Bingo, fatto, ha risalito a tutto, tutto a posto. Sta facendo andare via uno dei giocatori. Tu mo come glielo dici al frontman? Guarda, paradossalmente ha ragione lei. Come gli ha detto, faccene andare. Noi ce ne andiamo. Era più facile. Ok. Non tocca sto mitra perché ti parte un colpo se non sei esperto su bordelli. C'è niente? Foto di famiglia. Ma è lui? No, è lui, quindi è Sì, casa sì. sua. Ok, però mo ci sarà qualcosa nella... Oh, aspetta, c'è il frontman. C'è il frontman. C'è il frontman. Sì, 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 sì. Porta quella foto a lui, fagli vedere la foto tuo fratello con lui. Questo è lui, lo zii. Quindi tu li conoscevi tutti da prima. Sì, perché facevano parte della stessa associazione a delinquere, capito? Prendi tutte le foto. Prendile C'è tutte. qualcuno? Il cane. Lo zii, il cane. Mo è CGI. Mo è CGI. Devi sparare. Devi sparare. Bro. Allora, no, dai, sei arrivato alla soluzione. C'hai le prove per smascherare tutto. Yeah, bro, non puoi morire così come un cazzone. Allora, non dico ucciderlo, però buttalo, prendi le foto e Ammazza, prova a che scappare, devi chiudilo in ammazzare. stanza. Mo devi Fai andare pure in qualcosa. ospedale che ti viene la rabbia. Dormi, bel bambino. Nuovo gioco, Gianmarco. Le due Le bambole? due statuine A quanto nuove. stiamo? Lo zio di tempo che dove... Dobbiamo fare una pausa. 23:03. Allora, aspetta, è vero. Questo Manca è il ancora momento mezz'ora. esatto. Cioè, manca ancora Sì, durava un'ora, abbiamo iniziato alle 22 e qualcosa. Ah no, però mezz'ora contando... No, 20 Meno minuti 10 allora. 20 minuti. minuti, sì. C'è Prego. il taglio. Sì, torniamo subito.
Just a second. Ci sono. Ok. Mo C'è una voglio differenza vedere. climatica da qua a là, Lo so, madonna mia. Mo voglio vedere due bambolotti, però. Voglio vedere Buano, Ciubidubida e il bambino. Che è due. Attenzione. Colui che si inculò la croce. Diviene smanettato per la giornata. Liberate il Kraken e attivano lui. Sono pronto anche oggi. Mamma mia, bello. Ma perché questa CGI per sto cazzo di bambino? Ah, lei lo lascia sul letto così? Cioè lo molli là? Come fai? Puoi parlare un attimo con la direzione? Chiedi un attimo informazioni. C'è un regolamento su come Ma comportarsi cazzo in fai a caso di lasciare il bambino? bambino così là? E tu mi dispiace, Doggo, ma te doveva sparare. Tu devi andare in ospedale. Tu devi prendere le foto e te le devi portare. Allora, dimmi chi ha preso le foto perlomeno. Sono due cani. Aspetta, oggi. Aspetta. C'è qualcosa là sotto. Perché si muoveva, è vero? Il posto delle grandi prove, Giamma. Luogo più sicuro sotto la cuccia del cane. Altri soldi? Ah, questa al mio paese si chiama prova, Gianmarco. No. Questo si chiama cazzo. Non sei neanche un agente di polizia, cioè non puoi giustificare di essere là dentro. Però glielo puoi far vedere comunque. È una maschera. I soldi. Quello non si può fare. Sono soldi, se ma non sta si può persona li fare. vuole tenere, gli dovresti spiegare un pescatore, come fa da... Sono troppo Troppo soldi, tempo. non lo puoi spiegare questo. C'è un cane morto, lui sporco di sangue, non c'ha tempo di spiegare. Questo è vero. Allora, mo vediamo se questi due riescono ad arrivare fuori. Allora, se fa vedere una zona all'aperto si dovrebbero vedere statue. C'è la crisi. Ti piaceva la pastella? Lui, per come sta messo mo già così, adesso 80% sta fase ci lascia. Ma pure c'ha pure il fatto della caviglia che mi ero dimenticato, e lei si è stoppata la caviglia. Oh, se un attimo aspetta. No, è bello il nickname, vecchio stronzo. Sì. Benvenuto, è bellissimo sto nickname. Benvenuto. Ma non può chiedere un passeggino almeno, qualcosa? Io mi sono veramente stupito del fatto che abbia appeso il bambino sul letto e se n'è andata e basta. No, ma a me mi pare ancora più strano il fatto che nessuno dall'alto abbia detto qualcosa del bambino. Cioè, non se ne fregano proprio. Non ho fatto caso che lo tenevi in braccio. Pensavo l'avesse lasciato là. Cioè, tu ti stai portando nell'arena del creaturo. Quello dico, non è intervenuto né il frontman né qualcuno a dire, guarda. Non lo so. Lo vedete il bambino? Non se ne fottono proprio, già ma ufficiale. Ufficiale. Tanto loro puntano, che cazzo se ne frega. Onesto. Ah, la mette sul filosofico, Allora.
a corsa. Oggi c'ho il collegamento con la versione americana. Qual è? Con Si loro? salva la mamma alla fine col bambino nell'ultimo gioco perché lui si sacrifica, Sì. il bimbo cresce e va negli Squid Game americani. Eccoli qua. Oh no, il salto della corda. Oh no. E come cazzo salta quello? Devi saltare in mezzo al ponte là. Se sbagli a saltare vai giù. Ma non erano quelli che avevamo visto per oggi. Ma In che aspetta. senso? Nel teaser alla fine della seconda Sì. c'erano due, ma sembravano in una zona più aperta Sì, e più illuminata a stavano schiena giorno. contro schiena, forse, non mi ricordo. Non lo so, vabbè, forse è cambiato qualcosa dalla post credit, cioè da quella scena mentre la facevano. Tanto due pupazzoni ci sono. Minchia, il salto della corda lì in mezzo, madonna mia. Domanda, come fai il salto della corda mortale con un bambino in braccio? Non è un problema loro. Un cazzo tuo. Non venire incinta in un gioco. Ma in generale proprio. Non penso lancia il bimbo in aria tipo pallone di pallavolo per salvarlo e si afferra all'ultimo. Io lo lancerei a questo punto. Non penso. Tutti quelli della stagione 2. Vabbè, come è andato nella prima. Alla fine. Sono giochi mortali, per forza deve andare così. Se l'ha fatto meglio Death Stranding, te l'ha fatto. Che non è definito bene, è come se fosse il primo modello, poi non ci hanno dato la pulizia finale e noti che è computer grafico. Cioè siamo pure nell'era oggigiorno dove dici con l'IA fai video in automatico e non riesci a fare cazzo di bambino. Tu sei un figlio di bottana. Ma non... il corpo umano ha comunque poi un limite se si è rotto. Beh. No! No! Cosa di... Grazie signora. Vabbè. Grazie Che ha signora. precisato. Questo è un coglione quell'altro. Non è divertente. Lui si sacrifica, la mamma col bambino che può cadere giù e morire, no. Proprio No, di non se ne creature, fottono proprio. zero. Cioè, loro hanno i soldi, nella loro testa fanno tante di queste cose che comandano tutto. E stanno parlando della vita di un bambino come se niente fosse. Vabbè. Come si vince sto gioco? Tu devi saltare la corda, a secondo turno, me. salti La corda cade, tu o devi passare dall'altro una corda è un lato. coltello enorme che gira. Tu devi morire, tu muori qua. Dovete fare il percorso saltando la corda. Di base è facile, è diritto. Il problema è se aumenta la velocità della corda all'improvviso. Se prendi il tempo. Ok. Non è lunghissimo come percorso, eh. Avete comunque 20 minuti, ragazzi, quindi vi conviene muovere.
No, è andata. Oddio. Ho dato piede. Come va? Va giù e va su. Proprio corda. Ok. Mamma se va veloce. Anche perché non è una vera corda, comunque No. è un'asta di metallo. Questa se ti prende, no, ma ti butta, ti fa malissimo e ti butta giù. Amico amichetto, tocca per te. Oh no, va prima tu. Ok, stanno prendendo il tempo. Oi, questione bello, buonasera. Buonasera. Un saluto anche a te. No, proprio stavo pensando, mo noi ci stiamo vedendo Squid Game, ci vediamo sta puntata, ci vediamo la prossima che ne dobbiamo vedere 2 a sera. Nell'ultimo periodo che cosa fare? Stavo pensando di mettere un po' persona e si è apparso tu. Oh, mi sento di fare un pensiero, no? Va bene. Tutto a posto e grazie mille per la sub. Vabbè, poi dobbiamo parlare un po' io e te. Le cose si mettono molto bene. E quindi? Non si conta come player effettivo adesso. Madonna mia. E salutami la dolce controparte. Non puoi andare contro. Hanno deciso così. Non sapevo. Che cazzo è io? No. Buon divertimento, Fabio. E facci sapere cosa ne pensi. Sì. Ne stavamo parlando prima. Oh, re. Ah, tu usci. Lui è la sanguisuga, se ne approfitta sempre degli altri. Ma non hai più alleati, bro. Bro, sei l'unico. È l'unica cosa. Sta cosa mi suona tanto come tieni tu. Sì, no, Proprio ma è perché buono così. io muoio proprio male, male, male. Ce l'ha in mano, ce l'ha. Ce l'ha in mano, ce l'ha. Vai per primo. Mo implori. Le vuoi? Vattele a prendere. Vai. No, non gli puoi Vai. mettere le mani addosso. Sei qua. forte. Vai, valla a prendere. Vai. Vai. Come spot anti-droga, questo potrebbe essere ottimo. Non ti drogare, perché se poi capiti negli Squid Game, cioè, No. avresti poi un bel po' di problemi. Voglio, 4 minuti quasi sono passati.
Ah, ok, questo è il momento in cui ci lascio, ok. Sì, sì, ora ci lascia palese lo zio. Ah, c'è proprio quello addetto a Sì. portare il tempo, va Ah, bene. non è male come strategia questa. No. Piano, stai sempre su quattro zampe. Esatto. Quattro zampe, poi. Piano. Aspetta Hanno messo questo. anche la difficoltà che devi saltare No. un punto. Ma non ti, No, ma non ti veramente stai drogare adesso. facendo? Non ti drogare adesso. È vero che prendi i tuoi superpoteri. Fottuta e vuota. Ah! Poldato, morto. Addio. Trozzi. Boom. Pomma. Oh, però ti potevi... Non si è salvato. Che salva lì? Si potrebbe salvare? Si Non si poteva sa. ancora salvare, quindi non è così forte. Però la botta comunque alle Lui gambe te la però... dà. Vabbè, è andato lo zio. Onesto, doveva morire lo zio. Ha disrispettato Thanos. Non si disrispetta Thanos. Welcome to the Thanos War. Yeah. Questa Da è lontano Black sembrava Widow. tipo una zanzara, invece è morto. No, era Black Widow dentro Avengers. Lo zio, Ma alla te la sei fine presa tu, gliel'hai buttata? c'era lui. No. E mo me la piglio io. Questa è quella per il potassio. Sì, Ho fatto un pacchetto. Bro, come? No, che ce la fai da No, fare? ma poi se pure tu torni Ma che indietro, ce la come devi la fare? fai saltare a lei? Cioè, come fai? Te la carichi sulle spalle e Ma salti non tu, so fare, è lo zio. impossibile. Ma fossi al Kogan ti avrei detto di sì, non la Ragazzi, sentiva nemmeno. 14 minuti e 45. Via dal cazzo, coglione. Potete dare dei Ma quella è boh? una persona, Sì, non sì, è era un come mo' ci ho fatto facevano. caso. Sì, sì, Ah, è come ok. facevano prima, fanno anche da tavolini, cose. Sì, sì, sono Non schiavi, lo zio. ricordavo. Sì, sì. Ok, piano piano. Calcola il ritmo. Vai. No, no. Oh. Sto sudando freddo. Salto di fronte e poi fai un altro salto. Eppure, cioè, metterci pure sta difficoltà qua, però, maronnami. Al prossimo. No. No. Devi saltare e subito saltare dall'altro lato, se no perdi il tempo. Sì. Salto in avanti, di nuovo salti. Devi Sì. fare 3 salti consecutivi. Four, five, six. Dai zitto, coglione. Salta! No, no, Madonna. no, Oh, no. no. Ehi, riprendi l'equilibrio e vai avanti. Ah, sei arrivato. Sei Vai col passo del arrivato. grano. Bravo, senza fretta, senza fretta. Passettino, altri due passettini salto, altri due passettini salto, altri due passettini salto, suca. Madonna mia. Madonna mia. C'era scontato che ce la facesse, però porca la Io non mi miseria. fido di questa serie, lo zio. Vabbè, il protagonista con bambino non possibile che Non moriva e c'aveva il succedeva bambino. qualcosa al bambino. Ma non fate anche la statuina per il bambino adesso? Scusa, il giocatore, una pettorina, una cosa. Fate la linea baby. Mia baby. L'aveva visto, penso, però. No, però, non puoi tornare, ma non ti faranno tornare indietro. Aspetta, mo si mettono tutti gli altri davanti che ci vogliono provare. Oh, Come fai a passare? non puoi pretendere di tornare indietro tu.
Ma hanno preso tutti coraggio. Sì. Bro, mi dispiace, Allora, ma se lavorano bene, si muovono e liberano la strada, ma di te se ce la fa tornare indietro e ritornare qua. Lei lo deve fare su una gamba sola. sì. Ed è doppiamente difficile. Il buco qua, non, come lo passi? Bravo. Ok, Vabbè, fatto. questo cade. Sì, ma uno lì là. No, ok, lui ce l'ha fatto. Ma stai bene? Elimina la concorrenza. Scusate, però così non è Consentito. molto Non hanno corretto, detto, però. aspetta, le regole sono chiare, passate di là, non hanno vietato. Questo sì, per carità di Dio, però quando iniziano a fare bulli, vi andate sempre là, dovete stare fermi. 2-2-2. Facciamo un attimo, un attimo di pausa, perché devo fare anche la pipì. Ok, Quindi ok. datemi un secondo di una pausa pipì anche a me. Ma giustamente viene fuori il meglio del meglio. Allora, mentre ti aspetto, apro qualcosa a caso sul mio telefono. Sega. Allora, vediamo un po'. Ok, tutti i bonus presi. 10. Questi possiamo fare dopo. Ok, si sono sbloccate altri 4 stage dell'evento con Persona 5. Ok, almeno così si possono prendere altri bonus tranquillamente. 3 carte dorate, good. Eccomi qua. Ok. Allora, devo controllare solo una cosa. Ok. Che bello aprirlo e capire tutto subito, immediatamente, ed è tutto ufficiale e fatto apposta. Che bella sensazione. Oggi ho aggiunto Peppino, è stato un grande momento. Dai, 3, anche va bene. Ti sei fatti i conti solo a chi? Oh no. No, Lui, questo deve essere eliminato. Dagli il tempo di fare il vecchio. Minchia, davvero non stai bene se arrivi a pensare di fare sta cosa qua? Tu cazzo ti avevi detto eliminare X. Però il vecchio mo non si salvava, no, allora no. Il vecchio doveva morire. No, Vabbè, è quello è caduto da solo. uno è grodolato da solo. Ai 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 ai, lo zio. È pure massiccio lui lì Sì. davanti. Oggi gli deve tirare solo un calcio dietro la schiena e lo deve far volare giù. No, solo lui lo deve buttare giù, lo deve fermare in Lo qualche devi modo. chiccare. O arriva qualcuno di forte che butta lui giù invece. O questa la porta. Vecchio, fai una cosa buona, portatelo. Eccone un altro.
C'hanno tutti paura di morire. Ah, ma lui giustamente, pezzo di merda, collabora con pezzo di merda. Cazzo, No! 2 in meno. Ho fatto la doppietta. Non vi distraete. Torna indietro. Sì, mettetevi al sicuro voi. Su, fai tornare a lei indietro e poi tu riparti. No. È morto. È morto. Vai torna indietro. Torna al sicuro. Torna al sicuro. Mo se ne va pure lei. Aspetta. No. Ok. Ok. Ma appare qualcuno di qua. Aspetta, li elimino pure io da qua. Ma io stavo scherzando. No, sì, è diventata una merda sta cosa. Ma io stavo scherzando. Ma perché, scusami? Io non pensavo. Per avere più soldi. Così lui è l'MVP. Così la recupera lui la situazione. Bene, anche una bella morte perché poi No, vabbè che tu orribile, sentirai quel secondo sì, di dolore vabbè. fortissimo, poi non senti più niente, però madonna mia. Mi hai rotto il cazzo. No, sei tu che non hai capito. Ragiona un attimo. Hai visto di cosa sono capace? Non mi sfida. Attacco. Il vecchio no. Il vecchio non doveva essere salvato. Il vecchio è che ha culo. Mamma mia, che culo di merda che c'ha. No, ma non col tempo, come cazzo fa? Non ce la fa manco a saltare. Lei ha comunque partorito da poco. No. 7 minuti, non ce la fa. Torna dietro a prendere. Aiuti tu? Oddio, sarebbe l'unico che potrebbe salvare. Ti do io una mano. Sì, ma comunque una cosa del genere in due non è più facile, è solo più difficile. Cioè, non capisco. Ma adesso la paghi. Quindi tu apri una porta, ti trovi una persona davanti, l'ammazzi e tutto hai a fatto posto. che non ti interessa niente delle La persone. kill l'avevi fatta. Non c'era bisogno che ne facevi un'altra. Se non ci provi con lui il tempo di tornare indietro non ce l'ha. Capito adesso?
questo è il momento dove se ci tieni davvero a lei devi fare una cosa, l'uomo, con una corda mortale, con il baratro sotto, con il tempo che scorre, quelli col mitra. Vai. Dai, l'hai delusa fortissimo, bro. Mi ha bloccato pure il passaggio. Basta un centimetro in più. Allora, situazioni del genere, se io cosa avrei provato a fare? Rincorsa, salto della cavallina. Va. E ti butti là e ti salvi. Vai, becca l'occhio. Sì. Io una cosa non sopporto, le dita negli occhi. Quella. 1, 2, Ciao, ciao. 3. Un po' di... Questa è un po'... Ok. Fatto un po' computerino, hanno fatto Vabbè, ragdollino. vabbè. Dai. Questo si è tolto le scarpe. Addirittura si è tolto le scarpe. Ah, effettivamente c'hai un grip migliore coi piedi. Però tu perché ti sei impasticcato prima di fare sta cosa? Buono! Ha visto proprio gli occhi che si abbassavano. Gli ha fatto anche il sorriso. Ne vuoi un po', zi? Sì, grazie. Aspetta. Questo è al mango. Tieni. Conta il tempo. Ok. Ok, uno è arrivato. No, lei aspetterà qui, zi. Qui ci vuole solo un miracolo. No, non mi dica che lei si mette e ce la fa davvero, minchia. Ah, io ho provato, non ci proverei. No, insomma, se passa quel minuto sei morto. Tanto vale a sto No, a che punto porto da un riguardia. Mentre fai, mi butto giù. Mentre ti butti, te lo tiri appresso. Ti porti un bastardo di questi almeno nella mettono in tomba. inserzione lavoro e ne trovano un altro. Questo sì. Però ne hai tolto comunque uno. Prenderne uno. Tu, vabbè, bro, lasciati. Cioè, stammi a sentire. Cioè, lasciati, bro. Manchi solo tu. Allora, un minuto. Mamma mia, e capì che devi fare un recuperone. No, ma non ce la fate. Occupati tu della bambina. Si sta per buttare giù. Sì. Ma a che punto invece morire così, fate sparare, forse è meglio. Mamma mia. Si sta buttando giù. No.
Mamma mia, povera guaglione. 1, 2. Mo' i ricchi penserà, il ricco penserà soltanto che ha perso la scommessa. Mamma mia. Colpa tua, bro. È nato tutto dal fatto che sei un fuffaguru di merda. Ma tiz, chi c'ha? No sites. No sites. Ma sta stagione l'ha fatta. Vabbè, in realtà non è vero, sono tutto un massacro, perché poi resta sempre solo lui, quindi c'è. Però sono morti proprio brutti, mamma mia, sta stagione. Ma nel giro di 2 o 3 puntate, la prima è stata la più tranquilla, allora, poi nella prima stagione, la penultima puntata che erano rimasti lui, l'amico e la ragazza, che lui poi si sveglia la mattina e trova quella morta perché l'amico l'ha sgozzata, quello è ancora inchallengeabile. Non me la ricordavo neanche, dico Quella la è verità. ancora e quella sì, la coreana muore così, la protagonista la trova sgozzata e che l'amico l'ha ammazzata. Io pensavo che stava finendo, quello mo l'abbiamo iniziato. Ma no, giustamente ci ha messo un po' per fare il titolo. Ah, sta scorrendo pure bella fluida, non. Si chiama 222 la puntata. Quindi è la puntata su di lei, no, è morta. Trozzolo. In totale 52 e dura un'ora alla fine. Noi siamo a 13 minuti, una cinquantina di minuti. Siamo a posto. Ok, ce la facciamo giusto. E siamo partiti pure prima rispetto a ieri. Siamo partiti 10 minuti, un quarto d'ora prima abbondante, sì. Sì. Mocca con manetta nom che non risulta. Ah, ok, leggono il codice dalla tuta in generale, ok. Nella maschera, se non mi sbaglio. E al momento tutto a posto. Falla andare. Falla andare, ti risolvi un problema. Non la fa andare. Vabbè, li pusheranno alla barca così. Vuole in realtà caccia il trucco. Una barca già ce l'ha pronta. Si è fatta dare una barca perché sapeva che l'attaccavano. Dove sta? In realtà gli bastava piazzargli semplicemente una bomba sulla barca per la fuga. Se, cioè, insomma, in caso di emergenza, c'è qualcosa, si fa, bomba. Boom, e via. Ok. Comunque quel vecchio di merda, non va giù. Non va giù. E Scaltro riesce un attimino a cavarsela sempre. Che culo. Tu vai in un angolo e non farti vedere più. Io ma non so questo come farà con sto creatura appresso. Mo è, capì, problema. Mo è ufficialmente da solo. Ha perso tutto il suo gruppo, non c'è più nessuno. La stronza. Mamma mia. Ho capito. Ma non può esplodere questa stanza. Così lui si trova qualche gabola alla fine, fa vincere la bambina. La bimba si becca tutti i soldi.
No, perché avete voluto introdurla come giocatore. Appunto. Tu che pensi? A tutti i torti. Come si decide il voto della Vabbè, decide lui. La metti là davanti, vedi. Sì, Premi questo bottone blu a papà. Credo che sia la partecipante più giovane di tutta la storia degli Squid Game. Questa è un'altra storia da raccontare se esce da qua. Non particolarmente in realtà, quella è un po' più interessante. È un po' più interessante Ah, ok. la storia di Gesù, con tutto il No, rispetto, stavo cercando cazzo. di capire. Vabbè. E no, e mi scusi, ma voi mettete la tutina? Volevo l'immagine in computer grafica del bambino. Della bambina. A quel punto. Sì, però mo come la fai mangiare? Che gli dai? E a questo sto pensando pure io. Ma che cazzo mangia? Tu ma adesso, tanto. Ma a te ti passa subito, non eri infogliato come l'altro. Però. Io. Per voi penso siano tanti. Andiamo. Però voi due già avete votato per uscire, dovete convincere gli altri. Come no? No, e mo questo loro mo diranno come no? Scusa. No, lo zii. Lo zii. No, siete in 9. Lo zii, mo pushano la bambina. Aspetta, ragiona un attimo. Vedi c'è anche la tuta. La mamma. La tuta già c'è. Fate voi anche un figlio là dentro e partecipa al passo vostro.
Comunque tua figlia, eh. Ricordiamoci sempre questo dettaglio. Tutti i torti non ce li Stanno hanno pensando ai comunque. cazzi loro, ma non stanno pensando nel modo giusto. Sta bambina deve partecipare ai giochi che fate voi. Eccolo qua. Ma voi non state bene con la testa. Oh, pesante sta cosa, eh. Ragazzi, ma state bene? No, no. Bambina non si tocca. Ecco qua. Soldati. Non potete ufficialmente fare male più a nessuno. Punto. Altrimenti vi ammazziamo. Molto semplice. Posto. Le buone maniere si ottiene tutto. Ultimo gioco, però sono altre 2 puntate, no? Nuovi costumi? C'è il vestito anche per la bambina. Purtroppo risulta sempre poco credibile questa cosa. Sì. Oppure lui sa e deve zittire Pure questo, eventuali però no, mi voci. pare che la polizia in generale non aveva capito un cazzo. Scusa, fallo chiamare al capo. A parte che era uno sbirro, quindi lo conoscono. Questo sì, però su tanti soldi mi sembrava. Di che cosa ti ha fatto quella persona nella stanza? Che vuoi sapere? No, so. Scusa, a me mi ha preso e mi ha messo una pistola in mano. Io non lo so chi era. Tu sei poliziotto, lo scopri. Hai tutto il curriculum.
perché voi non sapete un cazzo, è normale. Come bro, pure tu che domande fai? Perché dovrebbe avere la fedina sporca se lavora con un'organizzazione? Questi puliscono tutto. Quelle informazioni devono arrivare qua, mo, prima che questo li fa fuori. Stanno proprio là allora. La chiamata all'avvocato non si può negare, broschi. Non si ricorda il numero. Ah, capito subito. Ecco. Ecco, appunto. No. Ecco, guarda, gli sta proprio dicendo uccidi i suoi compagni a bordo. Hai fatto un guaio grosso. Chiamalo subito, subito. Oggi che tarande. Ma diventa John Wick. No, hai trovato i soldi, hai trovato i vestiti, ma mi hai ucciso il cane e mo li ammazzo. Ed ecco la prima palla. Ha fatto un incubo e voleva avvertirmi.
Ciao, quellone. No, che cazzo fai? Non devi fa così. Ancora. No, deve parlare un attimino con lui. Vai, rientra e non farti vedere a Tu sei un telefono. bastardo. Vai. Rispondi subito. Rispondi. Eccola. Canale super segreto. Fai fuori tutti. Tu sei una povera, quello. Eccola. Minchia. Blocca subito, capitano. Blocca subito. Capitano già sta partendo, però almeno è riuscita ad avvisarlo. Sparagli subito, Guarda, zii, che risolvi cazzo subito il dico? problema. No, 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 no. Stanno a figazzi loro. No, pezzo in me, morti. Fatta fuori tutta la squadra subito. No, da quello che ti ha detto e quello che stai vedendo, penso che c'è sta una cosa fa. Così, dietro all'angolo con l'arpione, Sì. appena esce spara in petto. Quello, ma tu sei un bell'uomo ruspante, sei tu. Bell'uomo fresco di ruspa. Anche docciato, quindi. Anche docciato. Che uomo di merda, lo zii. Dietro di te, aspetta. Aspetta, arpione. Succhiol. Succhiol. Meno male, almeno uno. Figlio Capitano. Ha fatto fuori il resto della squadra. Il frontman ha detto a lui non toccare lui. Fai 2+2, broschi. Capisci? Sta arrivando il pensiero al cervello, aspetta, ha capito. Tu l'hai sempre saputo. Tu dimmelo, poi vedo io che devo fare. Questi poveri ragazzi che sono arrivati. Alla fine mi esisteva una casa, onesto, la zia. Però vedi a divertirti in un certo modo come ti porta a Potevi finire la divertire tua col vita. backgammon, con un giochino. Oh, la cena ruffante, pure questa. L'ultima volta che c'è stata sta cena, poi dopo La è cena morta la riva. ruffantissima. Vabbè, Molto elegante, molto di classe. molto pettinata. C'è anche il porcello con i soldi, giustamente. Sì. Se qualcuno vuole fare un'offerta, mettere qualcosa. Sì. Cioè, vedi tu Ah no, ma aspetta, loro che hanno fatto la cena, sì, così. poi pure nella prima stagione la fece. Dai. Questa volta l'hanno fatta più, capi, perché sono di più, Mo sono 8, giustamente. sì, l'ultima volta erano 3.
bambina, tutto a posto. Biberon almeno per bambina, perché se no non mangia. Ciumboni. Biberon per la bambina. Giustamente se stanno ad abboffare come i porcelli, sembra giusto. Meno Pane e recuperano le riso. energie per il giorno dopo. Lui c'ha problemi. È una di quelle situazioni dove tu c'hai tanta di quella roba davanti, non sai da dove devi iniziare. Quello a destra? Ah, per scaldarlo, mi sa, così. Ah, lo scaldabiberon, ok. A induzione, non l'avevo mai visto. Ovviamente l'avevano già nella base. Per ogni evenienza. Mi immagino i piani alti. Oh, senti, dobbiamo mandare qualcuno a fare il babysitter. Signora, comunque il bambino si alza per dargli da mangiare, però vabbè. Sì, manda Franco. Franco, va a Sì, dare poi non mi mangiare alla si bambina. tantando che sta accadendo. Vai Franco. Ma quindi proprio tu come tocca fa? Ok, però Come almeno all'isola la dei bimba sta famosi. mangiando, va bene. Come all'isola dei famosi. Ok, mangia, recupera energie. Ma quindi l'ultimo gioco sarà lo Squid Game? No, penso sarà un altro, non penso proprio lo stesso. Però allora devono cambiare il nome. No, allora sì, è finita. Dopo queste due è finita. È Non finita in Corea? Un indizio sul gioco finale. stanno a trattare. Peppino. Poi. Sì, Peppi. Ah, Buonanotte, vabbè. ciao. No, no, Peppi, siamo anche sul finale, quindi... ciao, Peppi. Buonanotte, amico mio bello. Ciao, Peppone. Gli hanno detto la cosa brutta. Ovvero? Vi potete accordare per eliminare gli altri giocatori. Basta che ne passano 3. Ok. Se 3 trovano un accordo, va bene. Il gioco ha almeno 3 giocatori. Devono arrivare alla fine almeno 3. Regolatevi voi. Proprio ha detto sceglierete voi, cioè sarà proprio scelta diretta. Ok, quindi vincono in 6. E finisce tutto. Però la bambina pure qua, come funziona per lei? Ma mo voteranno tutti gli altri bastardi, voteranno la bambina o a te. Come cazzo si vince qua? Oggi però la soluzione c'è. Bisogna capire il gioco come funziona. Che qualcuno poteva essere eliminato, che essere palese, però che era così diretta la cosa. Che questa però è la votazione per uscire. Che giustamente ha detto vi diamo un indizio su come funziona il prossimo gioco, ma dovete decidere se continuare o E meno. l'ha detto il frontman, fateli sentire al sicuro. Vi abbiamo fatto mangiare, ti abbiamo dato gli indizi. Giusto lì davanti, proprio a dire premi.
Premi che prendi i soldi. Solamente Bimba ha fatto fuori il biberone intero, aveva cazzo di fame. Beh, povera figlia. Ci pensi il finale? Non ti faranno mai vedere qual è il gioco che mo prende e se ne escono e Va. finisce. Cioè, tu mo sei passato per conto... Boh, vabbè. Non ti capisco, veramente. Si dovrebbe capire se sta continuando a pensare ai soldi perché per risolvere i suoi problemi o perché ha capito che adesso ha una figlia. Sta da capire un attimo questa cosa se l'ha capita. Come voti tu, scusa? Ma non è giusto, ma scusatemi. Non può decidere, Vabbè. astenu. Loro già hanno convinto che dobbiamo eliminarne due perché eliminiamo la bambina. Sono sicuri di vincere, c'è una bambina nel mezzo e se ne devono eliminare solo due. Un accordo sono convinti di trovarlo. Riso. Da qualche C'è il parte pane? ci sarà anche il pane. Sono di questi tavoli ci sarà del pane. Si potrebbe pareggiare. Però non credo che tu avrai una... No, ma si fa l'ultimo gioco già. Eh sì, no, per forza. Tanto lui vota sì. Vabbè. Si può anche fermare qua. Sì, effettivamente no, non ha senso continuare se tanto c'è la maggioranza. Pensiamo a Magnà, diceva il saggio. Pensa che bello se mo gli tolgono il cibo. Ok, abbiamo finito, buonanotte. Ma quanto ti schifo, mamma mia. Mamma mia, ti odio proprio forte. Salute e uccidiamo la bambina. No, ragazzi, no. Bisogna capire nell'effettivo che gioco è. Che Devono vincere. Voti, Per vincere di 9 di loro devono morire almeno 3, devono essere eliminate solo 3 persone, gli altri se ne possono andare. Dacci indizio, dai. anche io. Siamo in quella situazione, pure noi. Qui non fai vedere manco un ticerino, qualcosa. Ah, Giuseppe, ti porti il tavolo e lo fai anche uso, hai capito? Vabbè. Ma io penso si farà pisellare, sai. Sì, possibile, possibile. Ah, il tipo che è stato, sì, proiettilato. No, dall'altro lato stati fatti fuori tutti.
Infatti poi sta seconda barca ne abbiamo sempre sentito parlare, non l'abbiamo, forse la prima sì, volta alla prima un partenza. paio di volte proprio al massimo, ma era abbastanza inutile, diciamo. Ok. Magari facciamo un po'. Bro, guarda in che cazzo di situazione l'hai portati. No, anche perché è finita la serie, quindi mo o si risolve questa cosa o rimane bloccata per sempre. Ma a questo punto immagino che o uccideranno, arresteranno il frontman a prescindere, quindi è l'unico modo per farla finire qua. Poi non lo so. Vorrei vederla in Giappone pure, sarebbe figa, la versione Japan. Sì, ma mo prenderà quella piega lì. Tipo quella America. serie che c'è su Netflix, c'è sta serie di sta storia, Uh-huh. ambientata ma non ricordo dove. Sì. Stesso brand, stessa saga, fatta in paesi diversi, tipo è stata fatta in Ah, me ne Turchia avevi parlato forse. ed è fatta con uno stile. Hanno fatto pure la versione italiana e tutti gli elementi che mettono in questi film o Forse. serie, non ho capito, coinvolgono Mamma la trama tua. principale. Mamma mia. Se adottassero quella cosa anche con Squid Game, Sì. esce lo Squid, ma pure per conoscere luoghi e usanze di altri paesi, non a Vabbè, se livello la prossima è mortale. America, non è che proprio ci abbiamo chissà. Vabbè, Già ti chiamo qualche TikToker americano nel cast, sicuro 100-100. sì, vabbè. Kokushimo mettono sicuro. Sperando che li uccidano presto. Allora, ma non perché hai detto Cock però mi è venuto in mente un nome. Ci facciamo la giocata per il futuro. Vai. Logan Paul nella serie. Stavo L'ho pensando detto, pure io. l'ho detto, quello se pensando ci pure sei io. fai clip, poi vediamo se ci abbiamo preso questa cosa. E ti dico anche è morto entro il secondo gioco. Ok, Questo te lo metto io. ok. Ma io domani c'ho il gioco, questi mi stanno arrivando a casa. No, Vince stava in Giappone. Allora, posso bannare 30 secondi? Certo. No, no. Con affetto. Viva la rivoluzione. Ecco qua. Ma che torni indietro, come pensi di fare? Scusami. Ma come glielo spiega lui sulla barca? Perché stiamo girando? Ah. No, perché sa tuo figlio dov'è, quindi... già si stanno organizzando. Loro due. E il terzo? Ah. Ah, ok. Giustamente è entrata proprio a tavolino sta cosa. Inizieranno a metterselo in culo l'uno con l'altro. Per la marmaglia che sono. 7 miliardi e 6 a testa. Oh, dobbiamo restare uniti. Sì. Io voglio vedere domani sera che succede. Anche questo è vero. Vediamo come decidete. Sì, perché voi decidete, ok, quella persona deve essere eliminata, ma com'è la cosa? Poi dovrà fare qualcosa in particolare? Tipo decidete voi chi dovrà fare la prova. Se sta persona passa, poi voi avete un malus però.
Quindi mo se votano loro tre vincono, poi loro... Sono curioso, sono molto curioso. Dai, fai vedere almeno la stanza, dai un teaserino, e chi ce la fa fine domani? Già, ma... Tocca. Oh, è tua figlia, ricordiamoci sempre. Vabbè, lui però c'ha la carta che loro non lo sanno che è figlia sua. Potrebbe dall'interno capire un attimino, ma ci serve sapere il gioco cos'è. Molto curioso adesso. Da vedere Dozzi è tipo dodgeball. Una roba, se viene colpito più volte lo stesso giocatore viene eliminato definitivamente. Ok, gliel'ha detto. Sì. Bro, la scelta è tua. Perché gli ha detto vieni, non ha detto vieni e porta lui dietro, quindi lui nel frattempo c'è bomba. Mi sa che era bomba. Ah no, c'è GPS. Cazzato nero come il suo vestito. Faccio vedere giusto come la tipologia di gioco, prima di finire solo quello. Un teaser della stanza, pure che non si capisce niente, poi tu dici che cazzo succede ma qua dentro. Aspetta però, Dozzi. Sulle pareti, pure nella C'erano prima degli stagione, scacchi. c'erano, e sulle pareti c'erano i giochi come nella prima stagione. Qui ha fatto vedere spesso in varie inquadrature Ci quella sono gli serie di scacchi là in scacchi e quelle fondo. cose che c'erano lì. Aspetta. Ecco qua. Quindi mo gli rivela, ti ricordi di me? Un Tu musette! ti ricordi di me? Ma tu non eri morto? Non solo non sono morto, ma sono il capo della baracca. Poi no, c'era quest'isola. Mo si è visto il fatto che c'è sta ventola. Allora non ci va niente a trovare Gianmarco col drone, perdonami. Si è scavato in due muro, però Ti metti col drone, oh che cos'è l'ha fatto? Ma non ci sono arrivati bene, c'è Struzzolo. Ma mettete del finto compensato davanti, qualcosa che ammacci. Ecco, questo ma finisce la puntata con lui che si toglie la maschera e non si dicono una parola, Gianmarco. Sì. A posto. Ecco. Senti, ha detto se entro dalla porta principale questi mi fanno complimenti comunque. Madonna mia. Ah, sta ragazza è cazzuta proprio. Non a caso, Corea del Nord. Sì, quelli crescono come soldati praticamente. Poi gli scappa la mano, cade e l'altro, quando arriva quella... Ecco, si può avere una cosa da bere, però, dato che ci siamo. Io dovrei dormire, domani c'è un gioco. E già mettere mani, rimane a mattina. Scusi. Ma devi chiedere muerto. Attenzione. Attenzione. Ecco qual è il piano, lui già c'ha una situazione sotto. Questo mo però i VIP lo sanno che tu stai parlando con lui o no? Questa è la cosa che lui diceva prima, io ho dei progetti a questa cosa qua. Sì, è ovvio che c'è. Sentiamo la proposta però, bro, aspetta, sentiamo un attimo. Per la bambina almeno. Eccolo. Ecco. È quel momento, Gianmarco, sta succedendo. Ora succede. Gli stai dando una... Ah.
giustamente Sì, va fatto. Onesto. no, Io lo farei. questa è la Io via lo farei. facile, già ma Ma la seconda via è che mi votano contro. Mi scusi. eccolo, Eccola là. eccolo. Ti ricordi di me? Sono Pippo e Sono proprio Baldo. io, Eminem. Sono io. Ciao. Ciao. Oh, che cazzo stai dicendo? A te fatto ti massacra di botte questo. Poi entra la security e quant'altro. Ma sai come ti brucia il culo? Tu ti eri pure affezionato e stavi facendo amicizia e lui è il capo di tutto il casino che tu vuoi abbattere. Appunto, anzi, assicuri la morte della bambina facendo questo. Prendono un altro, lo mettono solo. L'organizzazione è potente visto tutti i soldi che girano, capirai? Sì. Cioè, devono esserci per forza sto numero di persone, altrimenti il gioco proprio non può andare avanti. Sì. Sì, giustamente hanno fatto il gioco in base anche a quanti giocatori ci sono, quindi se tu non raggiungi il limite il gioco finisce prima. Quindi se arrivi nel gioco e li uccidi in base alle scelte, ok. Ma se parti solo con 2 giocatori non puoi fare il gioco. Che lui potrebbe tenere in vita quelli là buoni. Sì, anche io avrei detto questo. Però visto che c'è il numero minimo, il gioco poi lo devono fare lo stesso e tu devi eliminare muore. l'altra persona, tanto vale. Deve morire comunque Che qualcuno. cazzo di gioco è? C'ha delle premesse e dei requisiti un attimino particolari. Lo devi fare per forza, bro. Sputazza di noccia, però. Sapone ci mio pan. In te da per sta quanta la fiducia nell'essere umano. Pane e riso. Ma girati, vaffanculo, mandaglielo. Che cazzo? Yeah. Wow, questo nel secondo gioco gli è andato ancora peggio del primo. Vabbè, immaginavo. Allora, vediamo se c'è un teaserino, qualcosa. Mamma, No, manco Gianmarco. il pane. Manco Gianmarco, il pane. non c'è niente, Gianmarco. Vabbè. Allora, che dobbiamo fare? Sono 30, abbiamo altri 10 minuti. Allora, Gianmarco, vediamo un attimino se c'è qualcosa su Persona, così chiudiamo. Ragazzi, allora, fine qua. Guarda, zi, rimane si recendo su Domani sera si recendo su campo, zi. il momento non gaming, ma visioning. Domani sera sarà una brutta serata, zi. Mamma mia. Ma più che altro bisogna capire il gioco, perché Sì. a questo punto bisogna capire per bene di cosa stiamo parlando. Allora. Vediamo un attimo. Ok. Insomma, poi è cambiata l'introduzione. Sì? Sega. A Teresa. No! Sì, è cambiato. Wing, però ci sono però è stato aggiunto. Ok, Quello Va bene, ok. No, perché Brackwing ci deve stare sempre alla fine. Quello è iconico, Brackwing. Allora, un attimo che non si prende la schermata. Vada. Ok, se l'è preso. L'audio è attivo, ma fino a quando andremo qua.
Prendo il pisello Allora, dentro le vene. già Mox, serve sì, se mi passi il pad, se no vabbè, posso fare pure con mouse e tastiera. No, te lo posso prendere? Se non è troppo lontano non è un problema. Sì. Merci. Sì, a te l'angulo. Merci. No, mi servirebbe per vedere qua. Ma da culo funziona. No, ma poi c'ho problema a muovere, già culo pieno, Culo pieno? Allora, Allora, mani reaction all'OnlyFans del dottor Bavaro, la mano, no. Domani Squid Game. No, che dottor Bavaro? Tutto il rispetto per il dottor Bavaro, però magari anche no. ma anche no. Allora, io sono arrivato qui già, Mox, ti faccio vedere la situazione momentanea. Allora, anzitutto torniamocene in città. Avvisatemi se la musica è alta, se la devo regolare perché devo ancora un attimino muovere. Allora, gemmine prese. Allora, Gianmarco, piano 1, tutto sgraffignato, tutto preso. Mi sono dovuto fermare al 7 che c'è file login 6 giorni e quindi bisogna andare con calma. E ho già iniziato. Non vuoi fatturare? No, non vogliamo fatturare. No. Lo facciamo per il puro divertimento. È un poco alta però, dice quello. Ok, grazie mille. Quello sta a 7, 8, mettiamo 10 e 7. Ok, dimmi adesso. Qua comunque ho già iniziato a fare il livello 1. Fino a quando non completo almeno 8 di queste non posso prendere le prossime. Però Gianmarco, sì, mi ricordo queste uso la mia solita tattica dell'altra volta. E il bello è che rispetto alla versione CN lì uscirono prima piano 1 e piano 2 e dopo mesi piano 3 e piano 4. Prendi tutti quelli 1 e 2, c'è anche il terzo, quindi arriverà pure quello là. Come la fate? Ma solo per dirti sì, quello mica facciamo certo, scusami, perdonami. Poi se un giorno ci arriva la collab della vita con Atlus che dice diventate i nostri sponsor, io ho un sogno, ma non perché per tranquillità, con calma, senza presunzioni, problemi e quant'altro. Io a sto gioco ci tengo perché è una serie grossa passata a free to play ma fatta bene e onesta finora. Lo sto giocando e pubblicizzando da 1 anno e mezzo. A me questo è una soddisfazione. Un PG secondario pure senza volto che ci sono nel gioco, va bene, mi basta quello, ma soltanto quella cosa lì. Capito? Mi mettete per qua, mi faccio 2 giornaliere su Marvel Mayhem. Allora, qui hanno aggiunto i 4 stage nuovi dell'evento su Persona 5, quindi ci sono questi da giocare e poi ci sono questi nei prossimi giorni. Allora, la squadra al momento già mai messa così, ho fatto un po' di pullatine. Allora, al momento c'è lui che va tranquillamente. Onesto lavoratore, come personaggio, esatto, sì, onesto lavoratore. Ho sbloccato lui, stiamo un pochettino salendo con tutti, stiamo tenendo una buona media, oggi sono riuscito a sbloccare lui. Volevo vedere se riuscivo a prendere, e forse ce la facciamo, aspetta. C'è un paio di cose da dove prendere qualcosina. Vediamo se riusciamo a farmi una pullatina prima di staccare, magari c'è lo scudo signore e andiamo bene. No, mi mancano 20 gemme, porca la miseria. Qui sto ancora cercando di capire se si sbloccano andando avanti, che si stanno continuando a sbloccare cose. Credo che se non c'è quella cosa, anche qui la metteranno. Non è che diventa un pochettino più mancanza difficile. grossa all'inizio, Allora già, ma il problema non me lo pongo, che di base al momento questi qua gratuiti con le carte dorate io li sto facendo, non ci stanno problemi. Il banner di Joker, che è quello che serve, 24 giorni. Ci sono ancora tutte le cose, le zone da fare, quindi tra l'altro a breve c'hai la prossima che faccio c'è un 5 stelle garantito. Quindi tanto lo sai come facevo per quanto riguarda la CN, prendere tutti i personaggi, potenziarli al massimo e averli all'8° grado ci rende invincibili, però già averlo ad un livello e poi farlo salire piano piano, già a livello 1 Joker col doppio attacco già fa la differenza. Provate a pullare pure qualche arma, ma non è uscita niente. E per il momento si stanno sbloccando cose. Mi si è buggata la quest qui, perché dice aggiungiti ad una gilda, a un compagno,
L'ho creata, non mi risulta attiva, quindi al limite vedo di uscire, rientrare, ricreare, Vabbè, tanto devi costa settare un po', 20.000 costa 20.000 gemme alla fine. Allora, qui vediamo un attimino cosa mi si è sbloccato. Allora, giustamente, visto che sto facendo salire la squadra, mi si sono sbloccati gli effetti di potere per la squadra. Sono arrivato al livello 28. A livello 28 mi dà pure un punto di stamina in più, quindi mi posso allenare un po' di più nei prossimi giorni. Allora, devo controllare una cosa prima di staccare. In tutto questo da giocare c'ho ancora 5 piani del Tartaro di livello 2, il secondo blocco, che ancora devo esplorare. E questi mo sono pieni di risorse. Ok. Quindi tra questo, qui sto continuando a prendere premi, c'ho tutte le velvet da rifare. Mamma mia, io ce li avevo tutti fatti, stavo iniziando a fare questi, va bene. Piano piano, vediamo, anche perché qui c'è un bel po' di bottino da prendere. Domani mattina mentre lavoro faccio così, me ne apro uno, esatto. ma ci vediamo un fight per vedere la squadra come è messa. Vento ghiaccio nucleare fulmine. Allora, vento ghiaccio nucleare già c'è fulmine. Fulmine ce n'ho solo uno, quindi dobbiamo agire noi. Persona me li sto rimettendo a rifare. Allora togliamo fulmine da qua e mettiamo Sfaldani e Tocchia. No, aspetta, Tocchia di qua. No, Tocchia va dall'altro lato. Facciamo così. Dov'è il mio Thor? 6 stelle San Montana potenziato a livello 90. Dove è andato? Dove sei? Io ma voglio vedere però una cosa. Che cosa? Testa di Capocchia. Sì. Sarà censurato o sarà no, la versione originale? Visto che mo è la global. 1, 2 e 3. Non c'ho alternative. Vediamo solo sto fight come va. Allora, vediamo la squadra se è ready. Un po' di danni fanno tranquillamente. Fanno manco malissimo loro, ok. Sì, sì. Ok, una già se n'è andata. Queste sono sfide dove si può giocare tranquillamente con l'autoplay e impostarsi la squadra per bene, pure per testare effettivamente quanto si è forti. Ci sono dei punti, come si può vedere sulla destra, se si completa il fight in determinate condizioni si prendono dei punti bonus. Se si colpiscono le debolezze dell'avversario si prende un per 4 in questo caso. Si può prendere da 1 a 3 stelle massime come punteggio. L'importante è puntare ad avere le 3 stelle proprio perché più se ne prendono non solo si sbloccano più gemme di compense. Ora non so se qui è già attiva, nella versione cinese hanno aggiunto anche la nuova versione, la nuova funzione, scusate, per potenziare i personaggi. In base a quante stelle hai raccolto in totale, ogni giorno ti dà un tot di valuta per potenziare ulteriormente i personaggi. Quindi più sei alto di grado con le stelle, non è male. Io quando hanno aggiunto la versione ero tipo a 230-240 stelle. Non è che mi hanno detto devi rifare il tutto, no, mi hanno rimesso in automatico al livello in cui ero arrivato e già ho iniziato a prendere i bonus grossi già dal primo giorno. Quindi se mo quasi attiva in futuro comunque conviene mettere a fare queste attività qua nel frattempo. Dai che sei morto anche tu. Ricompensa a 70.000 ci siamo.
Fatto, 3 stelle. Allora, forse riusciamo a farne pure un'altra e me la trovo fatta per domani. Mi sembra che dovevo arrivare a 10. Ah, allora chiudiamo in bellezza, Gianmarco. Gianmarco, loro sono allergici alle botte. Ah, perfetto. Ok. Loro sono proprio allergici alle botte. Quindi ne prendiamo il nostro cavallo di battaglia che è lui. Già si è caricato, a posto. Già è pronto. Tu con chi vai bene? Così da fare tanti punti. Con Tomoko. Facciamo così e facciamo così. Ci abbiamo quello a 30, ok. Qui dobbiamo mettere qualcosa che spari. Facciamo, togliamo questo e mettiamo questo qua e qui mettiamo qui che ci difende e via. Ah, gli SPX, aiuto. In che senso cosa? Aspetta, mi sono perso. Allora, vediamo quando attacca Junpei e l'effetto Junpei, Ryuji, l'effetto che fa 2964. Lui ti picchia e tende a fare male. Ho detto ieri che mi ha combinato con l'arma a 3, ma c'ha l'arma lì di livello 4 con l'overclock a 2 o a 3. Avevo 3 casse per le armi dorate e ho detto senti, iniziamo a darlo a lui e stiamo un attimino tranquilli. Se non senti un cazzo può ripetere cortesemente. No, stavo chiedendo quando hai detto in che senso, a cosa ti riferivi, così io ho dato una risposta. Culo! Tolto tutta l'energia. Il problema è che se va uno KO. Ok, uno si saluta. Ok, lui è a terra. Assalto. Dovrebbe essere stato sconfitto. Si è preso 10.594 da Ryuji con l'attacco potenziato, mentre gli altri stanno a fare 1000 di danno. Ma lì è Ryuji, lo trova apposta di 10.000 bella potente. Va bene. Cosa me la devo ricordare un attimo per le boss fight future? Ok. Vedi una cosa bannabile. Allora evidentemente hai capito molto male, visto che non l'avremmo detta in live se è bannabile, però sto cercando di capire cosa hai potuto capire tu. Vabbè. Tu vuoi cercare di entrare nella mente di quello che quello scrivimelo come messaggio privato su Twitch, così lo leggo solo io e capisco una cosa. Che mo' mi ha incuriosito questa cosa. Che non stavamo parlando di niente di... Che cazzo hai fatto a capire qualcosa di bannabile? No, aspetta, no, quello, aspetta. Ma ti dico come funziona Vincenzo, persona curiosa. Insomma, mi hai detto sta cosa, tu se non me la dici, non mi fai dormire stanotte che ti giuro, penserò. ti fai un torto. Ti fai proprio un tortol grossol. Pure per capire la tua mentalità, vorrei capire da come tu ci hai detto che non stavi capendo un cazzo, com'è possibile che l'unica cosa che hai capito del discorso hai capito una cosa bannabile? È un bel giro. Ok, sbagliato gli abbinamenti e non gli stanno a fare tantissimo, però uno è morto. Che dovevo mettere nucleare, e devo mettere qualcuno. Aspetta, questo lo riprendo io. Fammi fare a me. Ok. Diciamo che una cosa è che va contro un gruppo di persone. Però non capiamo rispetto alla e poi mandagli un messaggio in privato a Enzo, rompere i coglioni. Madonna mia, Soichi. non fa perdere tempo, sto ragazzi.
No, l'ho messo lui, ok, solo che ho eliminato già quelli là. Allora, a questo punto, carissimo, andiamo con lo snap. Andiamo almeno di prendere 2 stelle solo con 2 bonus, però va bene così. Ok. Allora ragazzi, lui non può sparare. No, però gli ha fatto lo critico lo stesso. Più 1 da parte nostra. Lanciagli uno di questi. Ok. C'è solo uno in piedi. Salto. Sì. Ah, col cognome di... Ah, pensavi Sì, però il problema quello è il riferimento alla frase che ti è sembrato di fraintendere. Ho finito oltre il limite dei turni, però ho preso 3 stelle, va bene così. Va bene. Allora, mi riprendi il bonus su 48 e per oggi abbiamo finito. Ma finiamo in questo modo qua, Gianmarco. Vai, su qua. Gianmarco, appena erectus. Bene erectus. Si fa così, si fa questa cosa qui, senza pensarci. Senza pensarci. Subito. Di cos'è? Gianmarco, dimmi il nome. Vai Gianmarco, questo è il momento. Sgomma. No, è troppo lungo. Scrivi. Un attimo che il cervellone sta riflettendo. Come Y I di Imola? Sì, 3 volte per l'esattezza. 3 volte I di Imola. I. Ok. Oh, aspetta, Gianmarco, aspetta. Però questa era quella. Però va bene, aspetta. Mettiamoci il risultato a casa e chiudiamo in bellezza. Ora, appari tu, sommo, gioca, appari figlio di butta. Non c'entra, No, però ci serve a questo punto. Appari figli pulla, figli pulla. Gianmarco, a posto, a postissimo così, a posto. Salva foto, le tradizioni vanno rispettate. Fatto. Allora, Tokyo Drift ancora. ora, questo in che condizioni mi mette? Uno, l'ho uso la tattica con la CN, uno l'ho preso, Sì. tutte le risorse che continuo a prendere da qui fino al prossimo banner grosso, che dovrebbe essere forse, se mi ricordo l'ordine, mo si deve vedere se lo fanno insieme. Oggi mi manca un membro per continuare a pushare. La dottoressa. Come esce la dottoressa? Ah, dottoressa. A posto. Ho dato, fatto. Io lo vado a salutare per correttezza, visto che se siamo qui anche grazie a lui che ha portato avanti Persona 5. Signor Joker, salve. Io domani mi metto, la sistemo. Lei c'ha la sua bella descrizione, c'ha tutto sistemato. E faccio una bella cosa prima di staccare. Condivido Ryuji qui. Devo prima cambiare qua. Metto la carta di Joker qui, così le persone con cui sono collegato possono trovare il mio Joker e utilizzarlo anche se loro non ce l'hanno. Ah, sì, ok, come la E poi ti dà dei punti, sì, che puoi riscattare per prendere dei bonus. Mi metto un bel... Mi piace, ma tu devi andare un attimino. Così la navigatrice per chi può servire. Ok. Fatto. Allora, ragazzuoli belli, noi stacchiamo e iniziamo un'altra bella settimana domani. Vedremo un attimo come va, però speriamo bene.
Nel frattempo, buonanotte a tutti, noi ci vediamo domani, finiamo Squid Game e poi da martedì ricominciamo con giochi, ricchi, premi e cotiglions. Martedì dobbiamo vedere un attimo in realtà, che dovremmo... Ah no, è vero, martedì no, forse neanche Forse martedì, no. ma mercoledì. Comunque ci aggiorneremo. Al massimo un ufufo o qualcosa No, così. vediamo un attimo. Giochi vediamo dal giorno successivo, altrimenti ce la prendiamo di festa e ci vediamo mercoledì. Ragazzoli, nel frattempo buonanotte a tutti. A Buonanotte. domani. Ciao belli.優しさはつながる魔法だよ。一緒に